Eccoci qua, voglio buonasera, buonasera a tutti ragazzoli belli. Allora ci siamo, a me su YouTube stanno i numeri, sta dicendo 4 spettatori a 2 minuti che sono collegato a voi sapete bene, conoscete bene la mamma di YouTube, che è veramente peggio di, vabbè, meglio che non lo dico a finire sta occlusione, caso offende. Allora, vado subito nei commenti. Ah no, aspettate, prima allora, stanno certi una categoria di case cadute, mo ci può, no? Che mi scrive sempre un coppa a Facebook e mi dice, va prima, posso salutare, posso salutare. Quello che dico, io vi voglio salutare, ma scrivetemi in coppa a YouTube, non mi scrivete in coppa a Facebook, perché per me sono arrivato, addirittura mi segnato in coppa su quadernino, che paro quando va a scuola, ecco. Comunque, perché siete casa caruti? Mo c'ho, potessero commentare pure un po' a YouTube, invece vi sfasciate, siete pigri. Ovviamente chi mi segue a dare sforzo una persona pigra perché si rispecchia un po' nella cosa. Comunque, poi io vi saluto, me l'ha scritto in nome, siamo scordato Luigi Cimmino, Pachi Serpini, Valerio Baldanza, Paolo Varchetta, una grande casa caruta Paolo Varchetta che tengo pure un computer, cosa ci fa si ricommentare, Felice Barletta e Antonio Adornetto, di Portici, Antonio Adornetto, mi raccomando, non ti ubriaca, questo è dedicato a lui che lui mi capirà. Allora, invece fammi registrare collegato, Mario Melodia, Federico Genovese, Kreshnik Kaliai, grandissimo che dalla Puglia ci segue, Federico Genovese, Anna DF, così, poi c'è Antonia Mennillo, grandissima, Antonia Mennillo, che alla volta viste Antonia, io controllo, io vedo che chi ci manca, chi non ci manca, quindi stasera porti la giustifica, poi chi c'è sta, tu fai di nuovo, Federico Genovese ha scritto 500.000 commenti, Forza Azzurri, Step Show, Fulminant Games, il ritorno di Fulminant, poi c'è sta Raffaele Gallo, grandissimo, Giuseppe Pepe, vabbè, Roberto Esposito, Marco Amendola, chi ci sta più, non lo so, comunque ci siamo in parecchi, credo, Facebook su strunzi e su scemi YouTube ai siamo 4 ma non è vero, e quindi possiamo anche iniziare a, no, ma che controllare dove sfizi perché ha fatto in fretta su fatto che su YouTube stanno in numero ultimamente, non ti dice più quante persone sono in linea, non lo so, citammi lui, ah ok, 61, e mo si esce da mamma YouTube come nome una mamma, Manfred e si sveglia. Stasera tenteremo anche di invitare i Pitbull che purtroppo l'altra volta non è riuscita a entrare per problemi tecnici. Voi sapete che Pitbull è una connessione in merda, seconda soltanto, no seconda soltanto alla mia, è una connessione che fa più schifo alla mia effettivamente, però io proverò ad invitarlo già da ora a così un video 5-6 voto e qualche invito di andare a buon fine perché i Pitbull là da voto penso che poi abbiate visto la poesia che l'ha lasciata sulla pagina Frank e Cerrone, una poesia dedicata alla scuola. Se non l'avete ancora sentita, andatela a vedere nei video della pagina Frank e Cerrone perché là sta. E quindi poi io cerco di invitarlo, un video 4-5 voto, voglio dire proprio su pezzi YouTube. Cioè, oh, eccolo qua, invito, io la giornata l'invito e speriamo che va a buon fine. Oggi scusatemi, stasera farò, e farò pure dei miei rigurgiti perché oggi ho mangiato proprio poc'anzi. Per chi non sa cosa significa poc'anzi, significa poco fa. Io ogni tanto caccio dei paroloni che mi rendo conto che pure in che significano. Bella e buona asciutta spiega blu. Ah, eccolo qua. Oggi ho avuto un bottone inedito. Allora, andiamo a aprire un attimo i commenti perché voglio dire che state scrivendo perché sento... Ma giù, non mi scrivete un coppa a Facebook perché non capisco niente, perché non mi posso rispondere, scrivetemi solo un coppa a YouTube perché sennò tutti e due i commenti pensiamo. Allora, altri commenti sotto andiamo a vedere. Sì, giustamente Forza Zurich, ma quanta casa caruta che ci stanno stasera, effettivamente questo è stato un po' quasi il titolo di voglio, a proposito mi ha fatto pisciare sotto quando ha scritto un po' a Facebook, decidete con un commento il titolo della live di stasera, sono uscito commento una collanata, un po' a tre case caruta, Misciu, Roberto Carlino, voglio mai da credere, ma su pisciate sotto tre rosate, perché poi quando sul computer a leggere i commenti è uno spasso, voglio ogni tanto mi piace fare queste cose, voi scrivete qua perché oggi mi facete musica, mi facete pisciare sotto, pure se la telecamera, mentre io guardo i commenti, ma è una chiagna, mi viene da piangere talmente che ride. Se scrivete certe cose assurde, tipo ovviamente da decidere chi è va a vincere, ha vinciuto Gigi, mi pare, si chiama Gigi, che praticamente ha scritto che casa non stanno buone, ovviamente quelle cadute, però ci sono stati altri commenti bellissimi, veramente c'è l'imbarazzo della scelta, però ho scelto questo perché mi piace il gioco di parole, ma poi non sono uscito un sacco a chi lo piglia i bucchini Roberto Carlino, non si può, c'è l'incubo numero uno e diventa... Comunque, oh, allora,
Antonia Mennillo, chiedo immensamente perdono, sarei voluta venire, ma visto che tu volevi gente con la patente, io ho pensato, vabbè, che vaga a fa? Non credevo ci fosse tutta quella gente a saperlo venivo. Ah no, ma io non mi riferivo fatto tra Peugeot, fatto il video che abbiamo fatto sabato scorso, mi riferivo alla live, mi sembra che tu non ci stavi la live scorsa, però forse mi sto imbrugliando, Antonia, io tengo la capo veramente per spartere il vecchio, quindi non mi riferivo a quel video là, che comunque spero che avete visto, video della Peugeot, che ha visto guidare la macchina, si è asciutta la macchina, cose, ma mi hanno fatto insama, cioè non è che mi hanno fatto insama, anzi, chi è venuto è stato veramente bravo, è stato, cioè, mi ha aiutato, ecco, solamente che la casa Caruti, che lui, no, che lo signore che poi alla fine un po' ti ha pacificato, che non ci credevo, che non sapeva tutta la macchina, mi stia facendo insama, però chi lo era in casa, tutta la macchina, quindi alla fine però io si pensava che stia facendo scherzare, io come stia facendo un mezzo scherzare, mi comunque non mi capito anche un cazzo, ma alla fine è uscito una cosa abbastanza simpatica. Cira Terracciano mi saluta, ciao Cira. Virgilia, grande, il ritorno di Virgilia, oggi ci sono pure i grandi Virgilia, sono contento che stasera sei riuscita a collegarti. Che è successo? Che è triste? Antonio Fusco, Manu Grande va a fanculo a sta casa Caruto a tutte le ex orfane. Eh sì, voglio, allora salutiamo tutte le ex vostre che vi hanno fatto soffrire nella vostra vita, quindi a tutte le grandi case cadute che conoscete, tutte le case cadute in generale, anche le ex, ma comunque anche le case cadute in generale, io ne conosco moltissime che poi faccio conoscere pure a piano piano. Allora, andiamo a vedere gli altri commenti di stasera. Mario Melodi, la bicicletta, hai portato, che la si alza, tengo pure la bicicletta, tengo pure una bella bicicletta, e dice da sacci portare, non a livello di Brumo, ottimo, c'ho facile, ma la tengo a bicicletta, che ne cose proprio brave, mo si spezza a retirina. Comunque, Mirko Fusco, sincero saluto a tutta la famiglia Fusco e tu ne sai qualcosa, grande Mirko Fusco che mi fa salutare, saluto pure la famiglia, ovviamente si mi stanno vedendo, scusami se mi intendo richiamare la parola a tua mamma, ecco, ma sono cose che senza malizia, senza, senza malizia e parole, comunque, Osas, guarda che nome, Osas I94 fabbrica, ma fa una videochiamata per una quindicina di minuti, e tu non puoi capire, già andava con vicino, come mettere un po' è una cosa assurda, tu parli, là da mezz'ora capisci, ti rispondi a domande in un quarto d'ora e vediamo lo Skype che è una casa caruta. Vincenzo Fennillo, c'è Umazzi Fiore, salutami, ciao Vincenzo, nasci di Umazzi Fiore, Umazzi Solito, volevo dire forse, andiamo indietro, Vincenzo Perrotta, Ciro ti sei mai inzucchinato il gargarozzo? Questo è bello, gargarozzo, questo qua inzucchinato, nel senso che è una zucchina meglio no, le zucchine mi piacciono, però il taglio fino fino, quindi non mi annozzano. Adesso, del Napoli tifoso, come Diego è il suo slogan di ma fa bocca, mamma, sto me merda, anche Frate Mocerrone ten casa caruta. Sì, ormai è diventato tormentoso fatto di casa caduta, ma non faccio più le magliette, ma poi faccio la maglietta casa caduta, così mi riconoscono, no? Ci sta una casa caduta. Salvo Sibillo, Fabri, quando si connette Pietri Pulli, chiedi se gli è piaciuta la dedica. Sì, appena si collega, se riesce, spero che ci riesce. Anzi, ogni 5 minuti ci vanno in video. Faccia così stasera siamo sicuri che lui ci sta. Franco Sodano, chissà se live posta seguendo pure Roberto Carlino. Ma c'è una cosa a proposito di Roberto Carlino, ma ha scritto una compagnami di Roma, ha scritto guarda Fabbrica Kill passa sempre a Bacciadù. Cioè, quindi un giorno magari o veramente come anche da pagare Roma che incontrato Roberto Carlino, almeno non faccio che è una casa caduta a nome di tutti noi che sono 30 anni che ci subiscono più pallo che la pubblicità che veramente ha scassato quasi. Adesso Mattia Incarnato, hai visto Napoli, non ne parliamo proprio, non ne parliamo proprio. Ha visto solo Amici, sinceramente, come si capiva da Facebook, stavo seguendo proprio Amici, ma diciamo che ci spiaceva che ci sono amici ma proprio nere. Comunque, andiamo indietro. Adesso, buonasera Fabrizio, una saluto. Valentina Canzaro, saluto Valentina dalla Calabria, Valentina, e adesso aspetta, Gabriela ti commento perché giustamente questo suo commento me lo aspettavo Vigile mi piace un sale che tira un gol se la detto ovviamente sapeva che sta battuto un po' un sale era proprio prevedibile grazie Virginia Oxymen di che parte di pianura no Maro Cascitti di che parte di PDI che parte di vabbè, di che parte di pianura sei se si può sapere come te lo sapere io dico sempre voglio via San Donato Ciaro e via San Donato sta farmacia Pedro Ciaro è la farmacia Pedro sta una farmacia che è abbastanza famosa a piano si chiama farmacia Pedro poi innanzi su l'MD cioè dove sta l'MD si rappresenta sta l'MD io sono in dall'MD quindi mi trovate nel reparto surgelati sono proprio
reparto gelati, no, su gelato che non c'è stato, reparto, vicino alle specialità di nonno Beppe, che io non so se le conoscevo, sono gelato che praticamente 50 centesimi, un gelato di 2 metri e mezzo, che comunque fa bene pure per cacare, se vuol dire a cacare giustamente, te lo mangio. No, invece è buona, dice, ma un sfotto MD, ma i pazzi, io vado sempre all'MD e tiene veramente roba di qualità. So, di qualità non so, però comunque te ne insomma, ora siamo lì, quindi credo che l'MD possa andare. Allora, sta qui già letto. Fatto Forza Azzurri, kite Forza Azzurri, ma non aspetta, eccolo qua, c'ero, aspetta, scusa, in Forza Azzurri perché i commenti ogni tanto, c'ero, pensi che pubblicità che hai fatto tu, quando mi vedono film, non vedono loro che la pubblicità, dici solo come questo, perché pensa a te, ma questa è una cosa che la gente già mi capita pure a me, quando mi che pubblicità pure pensa che hai cose, no? Pensi che cose che hai città, e penso che pure lui, ovviamente, può capita di vedere, che sa, c'è che la faccia Wall di Roberto Carlini, e va bene pure a voi, dice, guarda, che scemo, è pensato un po' a me, vabbè, che è un po' triste la cosa, che uno pensa a Roberto Carlo, pensa a me, e non che associa questa, vabbè, comunque è colpa mia, ci faccio. Valentina Catanzaro ci ha spaccato questa camicia, grazie. Nicola Monda, che voglio salutare, che si è collegato, Franco Riemma pure, c'è buonasera, ciao Franco, un fedelissimo della live. E niente, voglio aspettare un attimo una cosa, giusto per capire, voglio, siamo una ottantina di noi, mi fa piacere che siamo qua stasera e qualcuno come al solito stasera sta squadra di mafia, squadra, ma chi cazzo sono queste squadre? Ma io non me lo vedo, quindi mi fa piacere che ci sono 80 persone in Italia che non so vedono su cazzi e come si chiama squadra di mafia. Allora, si urge una cosa. Ah, Carmen De Gregorio, c'era ma ti sei ubriacato stasera? No, perché? Ma come vuoi? Anzi, stasera mi pure più calma, che sto parlando pure più piano, più contenuto. Non mi sono ubriacato assolutamente. No, di solito non mi ubriaco mai, ma figuriamoci questa si può mettere a fare la live ubriaco. No, ma perché mi vedo ubriaco? No, non lo so. Poi, lo sa, Alessio Enigma, ce lo fai sport? No, purtroppo Ale, sono proprio una casa caruto veramente a livello di sport, perché non lo proprio. Lo so, Antonio Menillo voleva leggere con me, due, aspetta, vabbè, un regalo perché se ne è più. Allora, so, Papiro Luciano, spiegami il termine casa caruto nei minimi dettagli. Allora, sì, infatti, guardi, io stavo pensando, veramente stavo quasi per fare un video dove spiegavo questo fatto del significato di casa caduta, perché parecchi voi, cioè, mi domandate cosa significa casa caduta. Io mi sono meravigliato perché dopo su me è un termine che conoscono tutti quanti, perché a Napoli si dice no, si è una casa caduta, però la società parecchi non lo conoscono, quindi approfitto e ringrazio Papiro Luciano per l'occasione di spiegare questa. Allora, innanzitutto, casa caduta in italiano si dice casa caduta. Mo, casa caduta sta a indicare diciamo, una persona, diciamo, inaffidabile, una persona che pretende una casa caduta, no? Nel senso, tipo che una persona fa tardi, no? Che tu c'è un appuntamento in lotto e si presenta in nuovo, no? Allora dice, ma è che si proprio una casa caduta, perché voglio dire, cioè, da vieni in lotto, tu vieni in nuovo, una casa caduta. Oppure qualcuno che va ad avere a fare una cosa, per esempio, cioè, faccio questo esempio un po' così, mi piace però per esempio io, cioè, io e Vicenza, no? Che lo fai riprese che facciamo i video, noi non a fare un video, no? Vicenza, dopo ci spiego, uno prima invece prima mai là, ma fa su video, cose, ma raccomando, mo tu che fai video con me, no? E vieni a fare su video, una roba, bella e buona, cioè, ti porta la telecamera, no? Penso che se comunque la sua ci muovi, dici, ma la telecamera, lo so, la telecamera, perché era auto la telecamera? E come ne hai auto la telecamera? Mo cacchio te sai che cazzo si non fa? E sembra allora in quel caso Vincenzo, il mio amico, è stata una grande casa caruta, no? Per fare, perché si è scudata la telecamera, che ma fai un video. E quindi queste, io non so se mi sono spiegato bene su questo, però penso che si è capito. Comunque è quella persona che in generale è inaffidabile, è imprecisa, e ti fa cadere i bracci, che dice, ma, cioè, sì, proprio una casa caduta, cioè una casa caduta, immaginate proprio tutto, diciamo, proprio, sai, tutta sfravagatura, no? Quella cosa tutti di calcinacci, sai, tutti gli mundani sfravag, no? Ti fanno pensare, no? Che dici, ma, cioè, si proprio, cioè, si capisci, si proprio, si una casa caduta, cioè, questo io penso che si sia capito, penso che si sia capito questa spiegazione. Scusate, se no ho fatto il meglio che potevo. Ho caputo, ma ha scritto proprio, ha pubblicato un po' a Facebook, bella scritta in maniera un po' più così. Roberto Esposito, Cero, come hai visto l'esordio di Micio? Che ne pare? Voglio, ma a parte il fatto che Micio, cioè, oramai non lo nego, è proprio l'idolo, cioè, è proprio l'idolo, perché come dicevo, pure con Napoli perde, no? Aversa, siamo tutti un po' più, siamo tutti un po' tristi, no? Però ogni, cioè, è bello sta cosa, perché a me, non so, a me però mi fa
mette felicità su belle buone Michu, hai proprio Michu titolare, cioè Michu, a me solo un nome fa ridere, cioè, è una cosa che mi mette felicità se non ho messo Michu, e quindi dopo che ne penso dal punto di vista dici, "Ma è una casa caruta, no? Questo si è capito, però oddio, ha fatto lo scattina a un certo punto, ha fatto lo specie di dribbling, ha tirato a porta, ha tirato a uno all'oro a casa caruta, veramente, però comunque non so, ci voglio ancora c'è inquadrato su Michu, la c'è ancora inquadrato, veramente non so cazzo di capire con me. Poi mi dispiace perché mi fa pure una cosa, fa una tenerezza. E a Giavari, spero, guarda, spero che fanno quello, si segna amici, ma io mi sto accattando la maglia amici, l'ho detto pure a qualcuno, mi sto accattando la maglia amici, io stavo buttando poco tutto, ma comunque amici voglio mettere in simpatico. E io spero che comunque riesca a fare, però ci sono quelli che vanno a casa, muoveremo durante il campionato. Comunque andiamo avanti. Aspettate, volevo acchiappare un commento che mi ha zumbato prima, mi è dispiaciuto, ma aspetta, mo acchiappa una cosa. Marzio dice salutami, ti saluto Marzio. Cioè, Antonio Fusco Ciotto non si chiude la tavola, ma ti scusa tu mi sale un gol. Cioè, già l'hanno fatta battuta, l'ha fatta Valentina, quindi voglio dire, non la di più. Scesi da rete, oggi scusate, volevo leggere i commenti Antonia che ho perso. Sto trovando tu ah, Antonio Mendy, ecco qua. C'ero visto il video di quando hai portato la macchina per la prima volta, ma non l'hai scassata, poi cammino con freno a mano e di terza a casa Caruso, sì. Effettivamente no, non l'hai scassata, però, ti dico la verità. Anzi, mi aspettavo più grattatelle, no, da parte mia con la preziosa rattella, proprio che no, me ne aspettavo di più. E invece a CSG l'ha fatto un proprio clamorosa, però è proprio rumorosa. Ha fatto un foro, cioè sempre fuori stadio là, che veramente è stato fino a pianuto, però una sola e fortunatamente si è scassata la macchina. Comunque sono stati molto coraggiosi quelli della Peugeot, la Peugeot che hanno mandato la macchina a mano a me perché veramente è stato un rischio alto, però non ce l'ha scassato. Sì, un freno a mano, ho fatto un freno a mano, sai che perché uno va giù, ma c'ha le macchine, non lo so, non so voi, ma giustamente chi guida diceva, boh, questa è proprio una casa caruta, no? Però, cioè, a me, no, sto fatto che uno sta in tre pedali, o freno, l'acceleratore, la frizione, come si chiama? Come cazzo mi tu, come si chiama? O freno a mano, e frecci, butto un giro, ma che fa? Cioè, era abituato con motorina, accelerava, frenava, cioè, due cose in una, fa due cose in una, e già sta proprio là, tre pedali, i frecci, butto un giro, o freno a mano, ma quanta cosa c'è a pensare? Non è cosa proprio, non è proprio cosa mia macchina, ve lo dico proprio da ora, poi non so, giustamente qualcuno ci sta scemo, ma a me non è proprio cosa mia, pensare 5-6 cose mi si insieme. Guardo lo specchietto retrovisore, guardo lo specchietto, guarda, magari c'è, ma che c'ho, i purp, tutto in macchina, cioè, sono i purp che stanno dicendo, no, non è proprio cosa mia, voglio che me ne andiamo a fare. Comunque, comunque, allora andiamo avanti. Insomma, tenga, sappiamo, lui canta questa camicia. Ma ricordo pure, allora, c'è scattata da due slap, un negozio sta qua a piano, abbiamo provincia, Slap, Paolo, si chiama, forse qualcuno lo conosce. Eh, Little Fan, ce lo faccio sentire tutte le specialità che ti mangiate stasera. No, stasera voglio mangiare una frittata di maccheroni, proprio semplice e casericcia, una bella frittata di maccheroni che a me piace molto, tra l'altro. Andrea Sommella, ciao Cero, stai andando forte, novità sui Pandella sull'abbraccio, su Pianoforte non so in che senso, però novità non ne tengo, oggi un po' più Pandella, anzi, la dice, c'è una settimana che più o meno abbiamo vinto il suo concorso, ma ancora mi hanno fatto sentire, si sono fatti sentire proprio questi figli in troppi, però boh, io sono fiducioso e spero che mi hanno fatto parte questi figli di Candera, però comunque penso che si fanno sentire più avanti, io sto tenendo che fa poco. Comunque, 100 Kid Zom, è stata una bella esperienza portare la macchina per la prima volta e imparare a guidare, no? Dai, guarda, ci risposto già a questa domanda, penso, guarda, a me non mi piace proprio, cioè, non mi entusiasma la macchina, che già fa, a me è una cosa rozza, no? Vabbè, il ladino, il vicino, su cose, sta scatuletti, firra rossa, non lo so, mi mette ansia in culo, ma fa, preferisco motorina, la bicicletta, a piedi, i pattini, o skateboard, non so, mamma mia, mi stanno un po'. John Bassonetti, quando non mi hai visto, guarda, capite chi ha rubato la tovaglia del matrimonio, perché c'ha deciso questo fatto la prossima. Io sapevo che questa qua portava commenti questa sera, mi ha fatto la giocata a mettere, la giocata a mettere. Poi invito un'altra volta per te pure per sicurezza, perché là da Vodite non hai ricevuto l'invito, quindi questa sera sarà un po' la cosa che farò più spesso. Inviterò a Gigi Super Francesco, che si chiama Francesco Super via, Gigi Super Francesco. Allora, eccolo qua, lo sto invitando. La seconda voto con video, comunque dovrebbe entrare fra una ventina di minuti se tutto va bene.
Petti pure, voglio che se te Napoli sì stasera non sai che vuoi parlare un Napoli, non hai capito più, comunque staremo a vedere. Non lo sai, Alessio Enigma, Zacci Kite, Giovanni Budes, nel futuro, commento, andiamo dietro perché, Federico Genovese Franco, ha scritto, ma a parte scherzo, là dato uno mi chiama Franco, mi sa che giù la git pure, penso che sta pagina. Allora, Salvatore Alterio, c'ero a Napoli manco mezzo, meglio a piedi, no, con mezzo si cammina a Napoli, si può camminare ancora. Poi disse giustamente Anna, ha detto, bravo, troppi pedali, perché quello che ti dice, ma metti tre pedali, ma uno mica tiene tre piede, allora tre piede, mette tre pedali, ci sta, ma io non gli metto due piede, è perché ne mette tre pedali, cioè, no, è una cosa abbastanza così, sta frizione, ma come ti dà fame, ma fatti l'acceleratore e freno, ma che ce ne fotte, cose che si uba dice a chi porta la macchina, boh, ma che la frizione c'ho, ma che ci me la metto a fare, cioè, che stanno in macchina con golf, così belli, là fanno a piedi pallino, coppie gambe corte, no, acceleratore e freno, che sei, ciuga, ma, a giocare il significato della frizione. Allora, Mirko Fusco, maglia del Napoli numero 44 Miciu, no, non è 44 Miciu, pare che ha vinto un però giustamente lui fa battuto. Allora, Federico Cinese, ma perché tutti i tuoi video li fai in dialetto? Perché? Perché, perché io sono napoletano e quindi li faccio in dialetto, ma poi una lingua napoletana lo fai comunque va bene così. Allora, ma posso che tu ne capisci, non lo so, se non li capisci, vabbè, se capisci, penso che ne cavolo poi, se non capisci, io penso che si capisca un po', credo. Andiamo indietro a vedere i commenti, andiamo a vedere i commenti, aspetta un attimo. Venomind, già c'ero, finalmente riesco a beccare un'altra live. Posso chiederti un saluto a noi di Venomind? Come no? Io lo condividiamo sulla nostra pagina Facebook, siamo una band. Sei sempre un grande, ciao Ciro, grande Venomind. Mi piace il suo nome, mi pare che è un personaggio di un cartone animato, Venomind. Questo faccio una capa tanto, un po' come la mia, se non mi sbaglio, che ci sono cartoni animati con una capa tipo alieno, comunque, non so se succede, non so, comunque saluto Venomind, non devi evitare e dice la distanza. Dopo l'auto sto Miciu e una gatta morta, abbiamo veramente battuto su Miciu. Si sprecano. Torino X, ieri ho visto la live dove spiegavi di la volta in cui ti sei cagato sotto, mi hai fatto schiattare la risata. Eh sì, questa è una cosa che ho spiegato, mi ricordo, parecchio tempo fa, facendo una figura in mezzo, mi cagai sotto quando ero a giocare a tennis, cioè che io facevo questo fatto che mi iscritto a tennis quando ero piccino tanti anni fa, con gli più ovviamente questa figura in me. E mi cagai sotto. Allora, Mario Melodi, amici 5 lettere, tante emozioni e tanti chi d'amore anche, insieme a Lopez, un po' a Lopez, poi il primo tempo poi proprio, poi il secondo tempo fantasma, con Zoretto. Allora, andiamo avanti. Francesco Pellegrino, secondo te che giocatore servirebbe a Napoli? Secondo me no, uno solo. Marcello Spin, Marcello Magre, che la cosa in alto a sinistra casa nuova, si sono tornati questi commenti che all'epoca ci stavano a riuscire c'è una da testa, una mosca andava, tendono una uccellare di re. Vabbè, Valentina Catanzaro, siamo tutti quanti made in sud rimane voglio, sì, rimane come made in sud, è vero, tu pure sei un po' made in sud, tu pure sei un po' made in sud, beh, sei un po' made in sud, io, cioè, eh, allora, Cronos Nada, Cero, ma perché Frank non lo togli e ti chiami solo Cerrone? Sai che poi ci pensi, che poi ci pensi, però sai che oramai sono 3 anni che ci chiamiamo Frank e Cerrone, e non lo so se fine, però che poi ci pensi, di verità, non è da scartare questa cosa. Adesso, forza azzurri voglio a casa Caruto patne presente e che la Cerrone può vidi mai le Cyrus o come cazzo si chiama, sì, là veramente c'è sta uno sfondo di casa caduta perché sta trasfrato la rete che ha mettato il muro in terra per fare lui. Il suo nome che mi piace, Amico Fritz, è più idolo Tevez oppure Minciu, ma indiscutibilmente Minciu, ma almeno per me perché è più simpatico, è un uomo troppo simpatico, perché chi sta, secondo me De Laurentiis se chitarrista, cioè non solo chi sta, diciamo in generale, De Laurentiis un Apple in generale, se vuoi sempre da simpatico questi nomi, no? Miciu, Ngulu, Gulam, chi sei più, Occadu, Coccorunata, cioè da chi stanno si sono presentati tutti questi nomi abbastanza scherzosi. Cacchio, secondo me fanno apposta, dicono, ah, boh, questo è così facciamo ridere, questi qua è chi si distrae, no? E non pensano a caccattarmi i quotes, no? Ovviamente non lo so, questa è un'idea mia. Angelo De Angelis, chi non sanno i significati di Casa Caruto sono proprio Casa Caruto, questa è bella, è una massima questa qua. E ci sta, perché forse Casa Caruto è una cosa di tengo 31 anni, non è caso piccolo, però tengo 31 anni, magari qualcuno di 13 anni non ha mai sentito Casa Caruto,
io sempre sento questo fatto di casa caduta. Poi qua a Napoli la lingua cambia spesso, i modi di dire cambiano spesso, velocemente, no? Perché questo me ne accorgo, quando io guardo un cielo che poi, che ne sai, ce l'ho dato, rifaccio un video, lui dice, ma tengo, no, io mi ricordo che dice, comunque, se facendo commenti nella pubblicità, dice, tu, io devo fare a scazzini, a scazzini, poi per esempio scazzini, ma la gente sempre, la gente sentito, e invece perché vogliono commentare e dicevano, ma scazzini, cioè, come fosse una parola capito, proprio datata, invece la gente però magari per un guaglione di 14-15 anni scazzimma è una parola che uno abbia tanto cresciuto, no? Immaginati che può essere che è una assunzione. Comunque, Gennaro Mirto, ce lo sai che domani sera inizia Made in Sud, sì, lo so, e mi fa piacere, spero che cazzo, e ci sta qualcuno pure nuovo, fanno un personaggio nuovo, ovviamente, spero che non sia comunque sempre un po' uguale, perché ultimamente Made in Sud era un po', sempre un po' troppo uguale. Um, amico Fritz, esempio, Balotelli è una casa caduta, in certi sensi è vero. Papiro Romano, proprio quello che volevo sapere, grazie, sia dovuto alla spiegazione di casa caduta. A spiaggia per Mutanata, ho avuto uno che si è fatto tutto blu, eccolo qua. Alex Sagani, eccomi Fabrizio, raccontami qualche episodio vissuto sul lavoro, addirittura, vabbè che io sul lavoro, quando faticavo e facevo questi lavori un po' più così, da tengo cose, dopo lavoro, vabbè l'ho spiegate anche le cose del pizzo, quando sciupavo il pizzo, quando, quando arriva per scala, mentre buttavo il pizzo, un po' di episodi l'ho raccontati, che c'è sta, c'è stesso cada cosa un po' lavoro, ci sarebbe da raccontare, però è un poco lungo, sono cose un poco lunghine, non volessi ammusciare allora, comunque, stiamo a vedere cada cosa. Aspetta, amici 5 lettere, qua amici è proprio l'argomento proprio, c'è proprio veramente diventato un tormento, infatti amici, sia Roberto Carlino ovviamente se la contendono, vabbè, altri commenti, va Gabriele, altri commenti, scusate un attimo. Allora, tra poco 5 minuti è cinquinata cosa a PTV, ci invio un altro invito, scusa. Domenico Grimaldo, parlate tanti amici, mai tenga maglia e Cristian Bucchi, madonna, mi scavate proprio in un vuoto veramente dal cascione del Napoli, un aula sono passati giocatori nel Napoli veramente vergognosi, tra cui Bucchi, che poi tra l'altro Bucchi, per chi se lo ricorda, era un giocatore che faceva un sacco di gol, giocava tipo dove Perugia, mi ricordo, comunque faceva un'annata o in Serie B o in Serie A, mi ricordo, poi faceva un sacco di gol, più Napoli, comunque, boh, mi ricordo, faceva un sacco di gol, poi l'anno dopo pare che non segnava proprio, e un Napoli poi pare che fa poi a categoria che fanno il faticchio l'anno prima, poi comunque si accatta a Bucchi, che veramente è stato uno dei più grandi casi che ha avuto, ma della galassia storica del Napoli. Fulmine giallo, grandissimo Carmine, cerco quel video di morte per la scuola. Come è composto l'universo, le galassie, una Magic Galassia, scritto galassie, le costellazioni, il sistema solare, i pianeti e la Terra, che fratello che mi piace, non so, perché Quark, vi spiego Gianni Omegas, ciao Ceruso, stasera so pure io, grande Gianni, a spiaggia di Nuovo Careto perché oggi pezzo un sacco di commenti. Francesco Longobardi, no, no, a dare sta Frank e Cerone, riferito al fatto del nome. Sì, è un po' difficile, voglio cambiare nome. A roba 3 anni che uno si chiama Frank e Cerone. Graziano Chianese, comunque sto parendo, leggendo quello che ti scrivono, Cerro, chi vince la Serie A, dici una bolletta, dacci 3 numeri, frate a me, ma io ti voglio bene, ma ti state tranquillo. E poi non so chi possa vincere la Serie A, però perché sembra Juve e Roma molto favorite, e quindi con questo un po' spero che una dopo Sarpiglia, non lo so. Allora, sta. Veramente credo c'era un signore che stava in da macchina, ma che voleva da te? Ma veramente, ci hai spiegato prima, che veramente, sì, quasi non disponendo, perché quello, ma io già l'ho spiegato questa cosa, cioè lui, diciamo che a me va a fare uno scherzo, era venuto lì per farmi uno scherzo, però fondamentalmente chi lo faceva, che non ci credeva che non sapeva tutta la macchina, non si facendo veramente incazzare, però poi è andato tutto bene, fortunatamente, ci siamo appicciati. Valentina Catanzaro, voglio prima finire con fatta la camisa, quando sta senza maglia l'ha mandato quando sta senza una camisa, più particolare, ho pigliato per culo, ma fosse pure uno poco casa caduta, sì, ma questa è una live composta da case cadute, anzi se non ci fossero bisognerebbe chiamarle, no? Alex Ganni, eccomi Fabrizio, raccontaci qualche episodio a Evite, vissuto sul lavoro, a forza di sapere se fatto il lavoro, oggi non ci faticate proprio chissà quando, fatico, però non è che fatico, sai, ho fatto un pizzaio con Macette Morisi, questo l'ho detto pure prima. Ma poi questo fatto lavoro, sta facendo una cosa che mi fa spiegare che è lungo, però la tengo, allora,
è bellissimo. John Bassonetti, ci di comprare una bella maglia Napoli di Michu, Michu è scritto proprio Michu, con lo sponsor di Roberto Carlino. Guarda, spaccasse una bella, no, ma posso immaginare proprio una maglia di Napoli scritta di Roberto Carlino, posso immaginare, ancora di più bello. Lo sta. Marzio, quando stai senza maglietta nessuno dice nulla, ora hai la camicia e tutti la commentano, ma oh, rega, di fisicaccia, no, non tengo fisicaccia, però questo è poco ma è sicuro. Lo sta. Koulibaly, giustamente Raffaele Gallo dice Koulibaly quando si dice non fa tre nomi prima, pure. Cioè, ha chiappato veramente un paio con tutti questi nomi che si è fatto culo, culo, Koulibaly, culo, cioè è stato un paio con culo proprio regnava incontrastato nel mercato del Napoli. Umberto Scafa, ma questo Napoli ce la fa a vincere contro il Palermo, speri sì, perché pure Palermo ha guardato buone, domenica ieri ha giocato benissimo il Palermo, anzi, non guardi vogliono anzi la sofferto, ma scherzonata che mi ricordo come si chiama, Polero, non mi ricordo come si chiama, una pare argentini giovani, guardi vogliono molto molto forti, voglio un Napoli veramente contro Palermo, non lo so. Arussa, scusate, voglio di quanto premo sto cazzo, tu mi sai tutti. Allora, Marco Bove, grande Marco da Nocera, Marco Bove, stasera incarnato in un capello mondiale addirittura. Cioè, ma pensi quando faccio sciamma, no? Perché i capelli proprio che buon sapeniendo, ma non va a cazzarlo e sono 3 euro per cercare di quale direzione, però buon sapeniendo, tu sai, forse la webcam che pare che stanno buoni, capito? Non fanno buoni, capito? Comunque mi fa piacere. Comunque stasera incarnato in un capello mondiale, quando leggi questo momento, film di un momento che a già fa una fotografia la metto troppo per apprezzare, perché pensavo che stia facendo un commento serio, dice, ma così poi giustamente l'ho letto tutto e non ci capiva che non si discute. Domenico Grimaudo nel Modena in Serie B segnò 3 gol, stai parlando di Bucchi, bravo, visto, ma con noi 8 e si faceva la panchina, e vabbè, ma veramente alle case Caruto da Git ne abbiamo dato. Paolo Capasso, parlam tanti amici, ma anche Maggio mo è diventata una casa Caruto, ma Maggio c'è, sono 2 anni che è diventata una casa Caruto, è una casa proprio veramente in demolizione. Paolo Ioda, ti piace più PES o FIFA? Intendo uscire tutte e due, quindi proprio zero spaccato, non ho passato ma Antonio Menino, ma chi cazzo è stu Peppe Cala? Non lo so chi è Peppe Cala, ma chiaro, visto su Peppe Cala. Federico Genovese, ma tu per 10 milioni di euro compreresti un culo? Non lo prenderesti, mi sbaglio pure la domanda, ci sbaglio. Arrossa. Eh, Arrossa. Ah, un logo, Peppe Cala, è un'altra cosa, ma se uno non è napoletano, non vi può seguire, non si capisce nulla, parla italiano, Peppe lo frate, ma tu come dai ci far capire? Puoi fare quello che vuoi tu, ma io penso che tu mi capisci, ti dico la verità. Io non sono del parere che tu secondo me mi capisci lo stesso come si parla napoletano. Quindi poi sta c'è sempre squadre antimafia, a Canale 5 che parlano in italiano, quindi se vuoi accomodati. Enzo Cascillo, ti ho scoperto solo in questi giorni, ho visto i video delle pubblicità e quello di Capri, stiamo morendo di risate, è un grande. Mi fa piacere Enzo, una new entry, Enzo, mi fa piacere che ci segui. Sì, vabbè, un po' a YouTube, un po' a Facebook, facciamo i video, quindi se vuoi stiamo pure un po' a Facebook. Lo so. Sì, Salvatore Alterio, Vaschez lo tiene nel fantacalcio, deve fare 3 gol alla faccia di Bicone, la faccia tua, Salvatore, frate, contieniti, ma guarda che è un bel giocatore, oh, però 3 gol contro la lo voglio bene, a finire già cancella la coppa YouTube, la coppa Facebook e tutto. Comunque, Luisa Addeo, canteresti un pezzo della parodia del Fravacatore, ti prego. Ma cantiamo, fammi piacere, perché giustamente, cada sapere, io quando canti canzoni, no? Vado in studio di registrazione, ecco, ma mi mettono tipo quei programmi che ti fanno intonare la voce, che sono suonata, non è che voi sentite canzoni quante che sono state tutte messe, sai, ma gli ci facciamo sapere cantare. Comunque la posso cantare. Ma scende 5 e mezzo ogni mattina per gli affaticare. Una moglie, e 4 figli, un cane o gatto, a Giaramagna. Basta, che pare, già suonato. Che cazzo? Allora, adesso, adesso. Ah, no, no, Peppe Cala, giustamente diceva, sono calabrese, capisco ma a fatica. Ma non ti preoccupare, Peppe, che tu capisci bene, perché poi calabrese è campano, è napolitano, alla fine sono quasi, non è che sono uguali, no? Però comunque più o meno hai capito, ma pensavo di Bolzana, città così di Bolzana, era difficile che capivi, però essendo calabrese, ci capivi, mi parliamoci chiaramente.
Dice che rompe lo cazzo stasera ed è più sincero, no, no, non credo. Io penso che Peppe ha capito bene. Ah, lo so. Little Fan per vincere il mondiale Miciu e Roberto Carlino in nazionale, questa è una bella idea, un attacco stellare Carlino e Miciu, ma fa una sfida rap, una battaglia rap Carlino contro Miciu, questa è una bella cosa che si può fare. Allora, lo so, aspetta, lo so. Luisa ha detto, oddio, ti amo, scusami, già sono scusata, Luisa, quindi non ti posso appunto dare questa cosa qua, la canzone da cantata però non ti posso scusare. Cronos nata, poi Roma hanno pochi italiani che potesse parlare, che cazzo, hai ragione, giustamente, così ci facciamo capire da tutti. Chi sta poi Gianni Omega, c'è Roma lavori al supermercato MD, ma guarda, sarebbe il mio sogno, Giuseppe, ricordate il mio sogno, però sto facendo domanda all'MD, ma purtroppo non muovono pigliare, non so, non ho le caratteristiche giuste, non lo so perché, però è il mio sogno. Nicola Munda dice una cosa, dice Roma potesse fare un fuck time, che sarebbe, per chi non lo sapesse, ma penso che a non, cioè, non sapevo come usa, un fuck time sarebbe che uno piglia tutte le domande che mi facete voi, tipo su Facebook, su YouTube, non lo so, facete domande e io vi rispondo in un video a queste domande, però fondamentalmente io non l'ho mai fatto perché io penso che quando uno fa la live penso che è la stessa cosa, no? Che tanto l'uno rifaccia la live, voi mi facete domande, io rispondo, quindi ma cazzo faccio fuck time, no? Io credo, quindi rispondo a te, Alfredo, Nicola Monda, ma è come se rispondesse a tutti là che mi scrivono, che non sono pochi, e mi dicono, Fabio, ma che fai un fuck time? Ma io mai avrei va là, volontariato, rispondo a tutte le domande che penso che è la stessa cosa, anzi è pure meglio, che uno risponde così a tempo più tempo per rispondere alle domande, e quindi questo è quanto. Vabbè. Comunque, adesso, Paolo Capasso, cioè siamo andati allo stadio San Paolo, che cazzo Paolo, penso proprio di sì. Sono andato e come, però non ci vado da parecchio tempo, è pure da dire questo che non ci vado, non so che. Adesso aspetta, voglio leggere un commento lungo, che oddio, appena premo oggi si fu cosa. Leonam Code, cioè, visto che siamo in tema di modi di dire napoletani e detti antichi, spiega per chi non è napoletano oppure chi lo è, ma non sa, ogni buco è pertuso, ogni buco va chiuso. Allora, ogni buco è pertuso, vabbè, sarebbe che cioè, è facile pure, ogni buco è pertugio, cioè così si dice tradotto in italiano, si dice pertuso, si dice pertugio, e ogni buco va chiuso. Cioè, in pratica questa è una, come dire, questa c'ha un'allusione sessuale, no? Nel senso che ogni buco è pertuso e ogni buco va chiuso, poi c'è che uno ci si sa chiamare tutto quanto, questo significa, ha detto proprio, cioè, un nice a guardare che lei, ma che lei te una coscia chiat, che le tenne volendo già, no, cioè, non sa da, andare a guardare queste cose estetiche, ma deve soltanto colmare i buchi, diciamo, per non essere più volgari così, voglio veramente, cioè, non lo so, a cercare di contenermi, però purtroppo è difficile, come cazzo la spiega così. Vabbè, comunque, Mimmo Eminem, adesso aspetta, Mimmo Eminem, vabbè, ma secondo te è più scema Carrino o più scema la Banca Mediolanum? Ma chi non è nata? Che fai cerchi in coppa, sai, i cerchi in coppa, sai, hai ragione. Infatti oggi, ma non c'è simile scritto su sta, ma nuova, pure nuova, oggi ma ci si fa tazza, ma vogliamo parlare di Killer Mediolanum, ma ha fatto arrivare che la facci Waller e Killer Mediolanum, che disse, guarda, non dico che schifo come Roberto Carlino, perché, però forse il più, forse schifo pure il più, però tu sai, perché ultimamente, beh, Roberto Carlino, io sta sempre in sta scimmia televisione, cioè, una continuazione, c'è la pubblicità di Roberto, ma invece, chi su cara Mediolanum, è un po' di tempo che non si fa vedere, però per anni cioè, sfrandacata a Waller, con sti ragazzi i cosa a mano che facevo veramente i cerchi in passa. Ma assomiglia pure un po' a Berlusconi su cosa caruto, no? Secondo me sono pure parenti, perché quello a bangamento là non pare che è una cosa di Berlusconi. E allora chi sono in questi cerchi in casa che la mazza uno cioè, sappia, e ce l'ha vista chiamare in culo, proprio però, infatti là c'è dove trovare questa pubblicità e c'ha già 4 cose su Rai. Comunque, grazie di avermi ricordato questa cosa che la banca Mediolanum. Allora, Valentina Catanzaro conferma una napoletani calabresi si somigliano molto, è vero, è vero. Allora, Kreshnik Tagliai, Cero, che ne pensi di Mister Nitlista? Ma scusami, Kreshnik, ma non so proprio, non so chi è, cioè, non lo so, fammi capire chi è, per caso mai devo spiegare. Peppe Cava, non volevo rompere, era una richiesta pacifica la mia, no, no, effettivamente voglio un vapiato con Peppe che ha detto una cosa giusta, perché ovviamente vorrebbe capire di più e io sto cercando pure di parlare un po' italiano, però non è per cattiveria, però noi sai, stiamo così fra di noi, a noi napoletani ci piace parlare un po', almeno a me mi piace parlare napoletano, perché il mo ci sfruttano un po' cazzo, sono molto piccolo, allora mi fa di parlare italiano anche
a girare la bocca, vicino alla puttana, lui ti parla, cazzo, cioè se per un fatto mio di pigrizia comunque, però penso che tu capisci, non ti dico questa cosa qua, che già da città un po'. Comunque, voglio, allora, Alex Canni, spiego, molto leggo Alex, ha scritto una classifica. Allora, ecco, Alex, allora, parlando di Casa Caruto, ma che vostra accendere un ordine che dice di non capire il dialetto, no? Si sta riferendo a Peppe Calabrese, comunque, io penso che capiscono fin troppo bene, no, ma non è vero. Allora, ti dico la verità, all'inizio a me quando, per esempio, quando faticavo dei villaggi, no? E ci stavano, cioè, insomma, venivano gente da tutta Italia, all'inizio mi guardava, cioè, gli parlavano, e quelli mi guardavano così, saps? Io, ma ci fai scendere, mi guardavano, ma che sto dicendo, mi guardano così. E poi capivo, cioè, o mi dicevano, ma che cazzo stai dicendo? No, che io parlavo come se stessi parlando voi, no? Parlava così, no? Ovviamente non è per cattiveria, però le persone non è che hanno capito nulla, parliamo inglese, parliamo questa lingua universale, cioè non tutti ci capiscono. E so che all'inizio era un po' fastidio quando non ci stavo, perché dicevamo, ma io non capisco, parlo d'Italia, dà un po' fastidio, che diceva, ma scusa, un po' capito, cioè, ti viene la prima cosa, però poi effettivamente se uno ragiona, dice, oh, ma io non mi capisco, cioè, chi lo sa, c'è da Milano, cioè, poi lascia stare che oggigiorno un po' la televisione, un po' uno riesce pure a capirsi un po', alla fine si capisce, sì, uno lo però a volte sono pure parole che veramente chi se non ne capisce, allora uno diciamo, tende a parlare un po' più comprensibilmente, tende a dire qualcosa più in italiano, ma poi si fa capire, non è che sono tutto quando, poi stanno pure i ladrini che fanno finta che hanno fibrollina e dicono non ti capisco, non ti capisco, ma poi ti capisce, però ci stanno anche quelli là che pure io lo vero non ti capisce, quindi tu devi parlare. E quindi uno ha da capire solamente chi ha la latrina e chi è quello che ovvero non capisce, questa è la cosa. In questo caso Peppe, mo che stiamo parlando su Guaglione che Calabrese, io penso che veramente in buona fede non mi stava capendo. Vabbè, comunque, o mi sta piano qualcuno, sto scherzando, Peppe. Allora, rusta, scusate, ma ne siamo tan fama e poi per dire cose che sto leggendo e come la Ah, Vincenzo però, hai mai assaggiato, che domando, hai mai assaggiato una fresilla con gli gnocchi? È una prelibatezza? No, guarda, sinceramente il frisello mi piace assai, in estate, ma pure a Birna, mi mangiassi pure a Birna, è una cosa che non c'è perché si mangia solo in estate, tu dici perché è fresca, ma me ne frutta a me, pure a Birna, quando pagavo in da casa non si può mangiare, non lo so. Comunque, con gli gnocchi immagino mai mangiare la fresellina, perché è una novità, però penso che veramente la roba di, non so se deve avere la benzina, perché la vedo pesante come cosa, non lo so, magari no, però comunque mi incuriosisce, come stai parlando, non so se esiste questa frasetta di gnocchi, comunque, la già fa sapere. Allora poi ci fa Google, frasetta con gli gnocchi, allora sta. John Bassonetti, Cero Cantimegli e Gigi D'Alessio e Gianni Vezzoso messi insieme, non so chi è Gianni Vezzoso, comunque no, perché poi un sfrutta Gigi D'Alessio io so cantare, a me piace Gigi, cioè non è che sono un fan, figurati, io non sono fan proprio nessuno, alle cioè mi piacciono tanti cantanti, ma sono fan, però a Gigi D'Alessio a me qualche canzone, cioè poi stanno pure, non so, però stanno pure qualche canzone molto bella e la sua voce non è proprio è una bella voce, cioè Gigi D'Alessio è una bella voce, no voce catenaccione, cioè è un bello timbro, piacevole, mo parecchi usano, cioè mi lasciano, no, però a me è una cosa personale. Aspetta un attimo, qualche altro commento. Spero di non stare zombando nessun commento. Intervista al tubo, c'era la professoressa mia ha dichiarato che mi può mettere i quaderni a culo, addirittura i quaderni a culo, perché la darà già i quaderni, perché penso che è difficile a mettere i quaderni a culo, poi tengo qua, cioè, li sta fanno proprio così, no? Le sta arrabbiando e forse con un po' di impegno potrebbe entrare. Comunque, questo è stato veramente ad essere una tipa molto fine. Um, allora, questo canto giusto. Marco Bove, ce lo rifà con video, lo fai spiegazione dei proverbi. Posso dire cazzo, posso dire cazzo che la roba va di spiegare su fatto di casa Caruto, va di spiegare su fatto di buco e portu. Antonio Rusciano, il frullato di vongole ne vogliamo parlare? Non penso che esista il frullato di vongole perché veramente facessi schifo. Vincenzo Ferniro ce lo augura, ma nasciamo tanta fama. Eh, ah, Peppe Cala, non parlo troppo di me che mi sento importante. A parte scherzi, buona, io scappo, ciao 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 Peppe, non ti preoccupare. Eh, allora, finisco con compare, dicevo, volevo occupare di Gigi D'Alessio allora.
Voglio, ma quando cacci con bella canzone con grande piacere, adesso mi fa una bella parola. Cronos nada, il tuo problema è che si pianurese. Ah, ah, ma anche in Torione te capisce, no? Io sono di pianura, però allora, questa è una cosa che mi interessa spiegare perché è vera. Allora, tu devi sapere che a pianura, vabbè, ma visto che stai dicendo, aspetta, mo vado indietro col tempo e poi capirai perché sto aprendo questa parentesi. Prima pianura era tutto, cioè così dicono, poi non so che adesso sono deluso aprendo troppe parentesi. Comunque, prima pianura era una terra, c'era tutto terra, era proprio tutto terra. Bella e buona, in una notte, così dicono, in poche notti, hanno costruito i palazzi. Queste sono le leggende di pianura. Allora, con questo cosa voglio dire? Prima pianura era un paesino piccolino, poi invece a pianura stavano un sacco di abitanti. E quando era un paesino, cioè, per esempio, a cazzo dice, ma comunque voglio dire che ci stanno i propri pianuresi pianuresi e poi ci stanno diciamo, noi, tra virgolette, là che sono venuti, cioè per esempio i genitori mi sono riprodotti, e la maggior parte dei pianuresi è di genitori diciamo, che non sono i pianuri, cioè, pochi sono proprio quelli di pianura pianura e parlano un po' diciamo, diversamente a come parli, nel senso che per esempio dicono per esempio ha già fatto, ha già hit, però non so se è solo a pianura, a pianura è possibile, non lo so, sarà pure in tacoccato paese, ecco. Però comunque pianura dice ha già fatto, ha già hit, ha già i pesi non dico così, dico a gitta, già fatta, cioè, voglio dire, il piano è proprio una specie di, no, di lingua, su, non esagero, però c'ha delle parole che per esempio sono particolari, cioè, sono proprio che non c'ha chi per piano per esempio. Io no, perché io non parlo pianorese, non sono proprio pianorese, ma no, perché come lo a me, anzi, poi sarei, che poi sono nato qua, però non è che i miei genitori sono pianorese, allora se i genitori miei erano pianorese, magari anch'io prendevo questa, come si dice, un cazzo si dice, sta sempre su insomma, questa cadenza, così così che esiste, ma in una tenga, ecco, questo voglio dire. Ma niente contro questa cosa qua, figura. Comunque, dopo questa parentesi pianurese, Fabrizio Faro ci ma volimmo parlare a Implex che ha l'offerta una vita, ma fortunatamente a roba, e ho notato che quando è uscito Facebook, tu quando stai lamentando, sto fatto che stu pazzi Giorgio Mastro su 30 anni sta facendo questo offerta di matarazzi che non finisce mai, perché io dicevo per questo mese, ed è andato avanti per 40 anni. Quindi, dopo questa cosa, secondo me, questi figli di Bucchi hanno leggevano cose, leggevano sul fatto che dopo a Facebook la gente se la mandava. E poi hanno ruotato messo, fateci caso, Amy Black non ci sta più. Poi ovviamente ha cominciato a doccia, perché poi Giorgio Mastro perdeva la fatica e pareva brutto, e quindi l'hanno messo a prendere il doccia. Solo che mo è inverno e quindi la doccia è poco, cioè uno mo si fa un bagno, quindi non lo so, mo Giorgio Mastro aspettiamoci qualcosa di nuovo a Giorgio Mastro potesse vendere, perché mo venne fritto e quindi la doccia ne può più antipatico, no? Però Giorgio Massotti è uno che figuriamoci, capo con coppa vince tu anche se assomiglia a Gigi Alessia, cioè c'è una bella copia di Gigi Alessia, però deve proprio scavallata a capo, no? Sta forma a capo di Gigi Alessia, Giorgio Massotti, effettivamente un po' è vero. Vincenzo Fennillo, Cero, augurami buona guarigione o una frattura al piede. Mi dispiace, vicino, veramente ti auguro di guarire perché adesso ci facciamo tarantella, non so come tu stia facendo a camminare, comunque spero che oggi sono le 20 e piette non è riuscito a trasmettere manca stasera ma manca telefonate di solito partono le telefonate che dice che non si è collegato ma stasera voglio zero spaccato manca il telefonato partner o se è dormito proprio o non lo so comunque vabbè, noi andiamo avanti ugualmente andiamo avanti ugualmente comunque voglio leggere il commento se lo trovo Salvatore Alterio dice tu applici un paccianuccio il ramo di magari rispettoso spiega questo qua sai che cioè, mo questo sarà mi mettere le mani in testa però sapete che c'è una capita che cazzo significa questo proprio cioè forse starci pure dentro di me però non sono sicuro quindi dico, spiegatemelo voi che è meglio perché a spiegare il cazzo la banca là perché questa è una cosa che io non poi a il cazzo la banca là che questo è un altro po' una cosa questo più mi piace a parte mi fa troppo ridere so, che tu hai pigliato un cazzo per banchi l'acqua, cioè questo io non lo so chi l'ha inventato, ma cioè, penso la genialità proprio dell'essere umano, cioè, come se uno avesse pigliato, allora, hai pigliato un cazzo per banchi l'acqua, significa che uno ha preso, diciamo, fischi per fiaschi, può dire a livello proprio in italiano, cioè come tu hai pigliato un fischi per il fiasco, che sono due cose totalmente diverse, no? E però a Napoli, mo, cioè, quando dici napoletani, poi veramente in mezzo, sempre proprio, non lo so, perché questa è una cosa di fantasia proprio assurda, ti piace tu cazzo a banchi l'acqua, cioè io voglio dire, cioè già mi sono fatto la banca in l'acqua, cioè ma come se esistesse la banca in l'acqua, c'è una banca dove praticamente
tu tras e te danno all'acqua, no? Cioè, mi fa questa cosa, la banca e l'acqua. E poi come fai tu a pigliare un cazzo, che lo sapevi tu quando lo conosci, per una banca dell'acqua, lo so, già, a me fa, sta cosa mi fa sempre scivolare, ma sempre fatto ridere, un cazzo la banca e l'acqua, una cosa proprio inspiegabile, che solo a Napoli sapevo, non andare. Ottimo! Poi, ottimo frate, ma è entrato in scivolata, prima mo stai parlando di te, Grande! ci sei? Ci sono, mi senti? Ti sento molto basso, però ti sento. Mo stai parlando di te, stai dicendo Pitbull, manca stasera, invece ecco la sorpresa, la Ciao sorpresa. ragazzi, ciao amici, 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 siamo tra amici. amici. Dopo la grande partita di ieri di Michu, grande partita. Stiamo parlando di Mici, stiamo parlando, abbiamo fatto una serata improntata un po' su Mici, un po' su Roberto Carlino e case cadute in generale, si è parlato di case Beh, cadute. Sì, perché bello, ho poi io non visto pure il vorrei. link, bellissimo, il link delle case cadute di Roberto Carlino, Eh, è forte. hanno spaccato, oggi mi hanno mandato una fotografia una più bella in nata, l'ultima, Roberto Callini con la casa caduta a rete, che già ne abbiamo parlato oggi, veramente, cioè, a me mi ha fatto gli anni di risato. Comunque, Pietro, io non vorrei essere Jim, ma vorrei subito sentirti nella poesia, perché comunque si è fatto un certo orario, quindi è meglio che tu dici la poesia ora e poi dopo ne parliamo. Ottimo, allora Però, la però mia poesia scusami, quest'oggi è sul selfie, l'ho ok, cambiata. hai cagnato cose, ti la 5 a Napoli, invece va bello buono selfie, No, ok, è vai. perché a Tenerife però ci va a finire ho pensato che dopo il tifoso si poteva indispettire nei miei confronti, nei miei pensieri, perché il Napoli attualmente ha una situazione di tifoseria un po', diciamo, scissionistici, sono due tifosi, c'è il tifoso, quello che dice che bisogna stargli vicino, e quello che invece dice che il Napoli è una grande latrina. Allora io piuttosto che di prendere parte di qualunque schiera, ho pensato di cambiare argomento e farla su una cosa che comunque è attuale di oggigiorno, il selfie. Il Oh, selfie. oh, ok, ci siamo. Dopo mesi di assenza della poesia di Grande. Eh sì, perché Pitbull, questa poi alla fine è la mia prima live dopo mesi di assenza. Sono stato in Sardegna con le pacche nell'acqua. Ottimo. ottimo frate, ma te sto dicendo, se facessi la stessa cosa a me, dopo mesi di assenza ritorna a grande richiesta, dici, mi sei mancato moltissimo la poesia di Pitbull, ragazzi miei, per chi non lo conosce, Pitbull veramente è un gran poeta, che vai, parti direttamente senza che manca, Parto. vai, vai. Vabbè. Pure si stai, mezzavi, con tante compagni, solo tu ti hai schiattato una fotografia. Non importa lo stai, l'importante è che la fai. Ti metti così, ti metti colì e fai selfie a non fornire. Annanzi ai specchi, rindo bagni, capelli acconciati e miselata, ti fai un selfie a roppa che cagata. Ma la faccia è sempre la stessa, non c'è sta differenza, a meno che tu selfie non ti fai abbracciato cesso. Ottimo! Ottimo frate, eh sì, ci sta, una poesia sul selfie ci sta, perché ovviamente lo selfie è stata una grande moda, no? Di questi ultimi Lo è mesi, stato, lo è e lo è ancora, lo è ancora, ancora. lo è ancora, ovviamente, lo è ancora. Comunque voglio ricordare voglio che questa qua, se ve la volete risentire, oltre che mo c'avevo la live che è registrata e la potete vedere pure stanotte, rimane, dopo rimane e cosa. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti quelli là che sono in una live in differita. Sta poi sì, la potete trovare sulla pagina Frank e Cielo. Dopo, cioè, mo finisce la live, Pitbull la registra e la mette in coppa la pagina. Quindi se la volete sentire da voi, Pitbull ve la mette là. Ora però voglio sentire se è piaciuto, perché poi a me mi è piaciuto, però cioè, di Guagliusi ci è piaciuto ovviamente, no? No, io sinceramente non riesco a vedere neanche purtroppo i commenti perché sono qua che guardo a te e mi dispiace pure guardare la tua faccia, però Ah. purtroppo solo quello Ti solo vedono quello meno c'è. blu, gli altri ti vedono blu, vedono meno blu, ti vedono proprio, però spero che gli altri ti vedano. Peccato. Vabbè. Chissà se gli altri mi vedono. Comunque ti salutano, perché stanno tu quanti piette pure, la la la, ti salutano, poi, Eh, però, ragazzi, io vi saluto a tutti quanti. Purtroppo non ho la chat davanti per vedere quello che scrivo. Mi avrebbe fatto molto piacere perché potevo essere anche io parte di questi argomenti. Stavo sentendo prima, ho fatto la banca e l'acqua, ma di cosa si parlava? no, stai spiegando fatto i proverbi, poi siamo usciti a parlare di proverbi, è uscito fatto un proverbio, un cazzo la banca e l'acqua, no? Che a me è sempre stato un proverbio, mi ha sempre fatto ridere, perché cazzo la banca e l'acqua, cioè, no? Se è una cosa che mi ha sempre fatto ridere a me personalmente. E lo stavamo Ottimo. spiegando, stavamo spiegando. Sì. Comunque ti salutano Salvo Sibillo, Nunzia De Sintas, Francesco Longobardi, che ti faccio cazzo, grande poesia pura, a Piettipool, Ottimo. Eugenio D'Alessandro un euro per Piettipool addirittura, Un euro, eh, così poco, da Alessandro.
Oh, Virgilia ti saluta e ti mette pure si mancate soprattutto le poesie, Virgilia. Virgilia, ti è piaciuta l'ultima, Virgilia? Virgilia, facci sapere Ottimo. se ti è piaciuta. Kreshnik Facci sapere. Aliai, c'è anche Kreshnik da Aliai della Puglia che ha detto grande Pietrepul, Kreshnik, il ragazzo dell'Albania che vive in Puglia, ti saluta. Saluti, saluti, saluto a tutti quanti. Purtroppo non riesco a vedere questa chat. Ma se vado su YouTube e cerco diretta Frank e Cerrone mi compare, secondo te? E stai in coppa canale i Frank e Cerrone, vai, ci sta diretta in coppa a tu, c'hai sta, ma non lo so. Provaci, Mm. provaci. Comunque non Mo, ti vedono mo ci allora, provo. peccato, Vediamo che... peccato che non ti vedono, ti sentono solo, però vabbè, c'è una cosa. Ci sei? forse sei tu che dovresti attivarmi sta cosa. No, Ah, caccia sì, vedi, attiva. c'è. No, caccia attiva. Forse- Chi lo è un computer che è una casa caduta, la connessione che è una casa caduta, caccia attiva. Lo dice sempre su fatto, ma non è, dipende da me. Comunque, Pietepul in versione Dante, Marcello Spina. Voglio, Ah, lo so quindi i che lo... commenti sono positivi o negativi? No, oggi c'era da tutti i commenti positivi. Francesco Paolo Fabrazzo, un euro e Panzarotto a Pietepul, dopo l'euro ci mi si è proposto proprio di accattare un euro e Panzarotto, quindi voglio, se saluto, Ottimo. ci sta seguendo pure Lino Romano, voglio dire, un nostro amico, scusate, ma io lo sto dicendo a Pietepul. Saluti a Rino Romano. Lino Romano conosciuto, meglio conosciuto come Sirio 88, se non mi sbaglio, Lino Romano è un tassista di Napoli che non vi sto a spiegare, stava in classe mia alle medie, che non vi sto a spiegare il personaggio, comunque lo saluto grande Lino Romano, e noi che una vita è un ragazzo alto, 1,3 m più o meno, che non so come fa a portare i tassi che arriva ai piedi in coppia pedale, non lo so, però vabbè, io non posso sfottere che faccio manco portare la macchina, quindi voglio dire, sta avendo. Immagino la sua disagio di Romano in questo momento. Comunque Pietro, se vuoi aggiungere qualcosa, dillo pure perché qua siamo quasi nel finale. Che devo aggiungere? Ti volevo fare i complimenti a te perché prima di tutto ho visto che praticamente da quando ti ho lasciato io, che erano praticamente 2 o 3 mesi fa, vedevo che avevi in chat così in queste tue live 22, 23 persone, 24, poi entravo io e diventavano 17, però voglio dire, Anche meno invece di 17, attualmente vedo che c'hai un... Eh? anche meno di 17 quando entravi tu, eh. Eh. Comunque, anche ora 17. Non ci No, che? abbiamo finito, tu di rimane mattina. Ah. Invece adesso vedo che c'è un po' di gente in più e questo mi fa piacere, quindi vuol dire che si fanno cose buone con Frank e Cerrone. Ottimo. Oh, ottimo frate, ma sì, siamo un po' aumentati, siamo aumentati in questi tempi, non so perché, non so come, comunque poi i voti erano pure tanti, erano 100 mai, 100, però 80, 88, cose, poi veramente, veramente siamo stati parecchi. Comunque addirittura gente che sta scrivendo, Viola Caro tenuto, brividi, veramente ottimo, addirittura Pietepul for President, Valerio Baldanza, veramente, ha stato addirittura Ottimo, Marzio, ha ragazzi, scritto ottimo. ma di Sest Marzio ha scritto Poes Elfi, no, questo gioco di parole ottimo. Ottimo. Senti, Eh, comunque ragazzi, vi volevo dire una cosa, io non so se Fabrizio già ve l'abbia detta, se Cerrone ve l'abbia già detto. Allora, in settimana ci sarà un video che a me piace moltissimo, ci siamo divertiti nel farlo, siamo stati bene, ci siamo divertiti insieme a Vincenzo Oliviero, e quindi ragazzi, tenetevi pronti che in settimana uscirà un video veramente particolare, vedrete una cosa di noi a no, sorpresa, una cosa vabbè, di noi a sorpresa. lo sanno già un po', lo Posso sanno dire il già. mio stato d'animo di quel momento, però. Vai, vai. Voglio dire solo il mio stato d'animo di quel momento. Io ho avuto un po' di vergogna, però è stato bellissimo. Non svelo più nulla, eh. Non svelo più nulla. Infatti, buona dice sta cosa nel finale perché io mi proprio scusate parlando di tutti quelli cazzo, ma scusate dice che questa settimana voglio veramente esce sto video che chi là dove voi, cioè io vi chiedevo di scrivere tutti i commenti, cioè sotto i commenti tutto quello che eravamo a fare, tutte le che dobbiamo fare a Margellini, la britta a Napoli e non abbiamo fatto veramente più, abbiamo azzeccato sempre le nostre solite figuracce e figurime però secondo me esce una bella cosa, cioè, questo non lo so quando uscirà, comunque sta settimana sicuramente c'è sto video, la avrei perché lo carichiamo un po' a Facebook, poi dipenderà da pure da mamma Facebook, ovviamente il tempo della carica, però voglio dire un bello video, secondo me esce un bello video, proprio lo vedi, lo vedete,
mo dici voi a me, così sembrerebbe. E niente, Petto, io saluto perché stiamo finendo a Perfetto. casa. Ci sei? Va bene, dai. Allora, ragazzi, io vi saluto tutti quanti e poi ci vediamo per strada, ci vediamo. Oggi, ma quando mi vedete per strada, se caso mai vi capita, ma che cazzo, ma di che salutatemi, cioè, non è che è stata... Eh? Poi ti pigliano per a Zuz Mazuk, ti pigliano per questi personaggi loschi. Bravo. Vabbè, Ma comunque, che io, sei raputo, che sei raputo. hate. Vabbè, intanto ciao ragazzi, io vi saluto, ciao a tutti. Vabbè, poi vi saluto pure, ci vedremo sempre qua a Facebook e ci vedremo questo video nuovo che uscirà in settimana. Vabbè, e poi ovviamente ci vedremo lunedì prossimo alle 21:30, come al solito, qui sulla live del lunedì. Vabbè, ciao aiuto, un bacione, ciao ciao.